i partecipanti sono bambini che vanno dall'anno 2015 al massimo al 2008, sono divisi in categoria bambini, fanciulli e ragazzi, insomma così. Avete già un buon numero di iscritti? Sì, abbiamo già un buon numero di iscritti, siamo già arrivati a 180 iscritti e la partecipazione è prevista anche dal Piemonte con Alessandria che porta 15 partecipanti. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo intoppo sull'uso della palestra comunale di Via Lombardia, ma non ci siamo persi d'animo. Con l'aiuto del nostro collaboratore ormai da anni, il Kral dei Cantieri, che partecipa anche lui con i suoi atleti alla nostra attività sportiva annuale, abbiamo trovato una nuova, come si dice adesso, location nella bocciofila di Riva Trigoso. Come nasce la collaborazione tra il Kral Fincantieri e l'associazione Judo Levante? Allora, è già da anni che è nata questa collaborazione, è nata perché io conoscevo già l'associazione Judo Levante, perché da ragazzino facevo judo e con la nascita di mio figlio ha espresso la volontà di fare judo, io conoscendo la Judo Levante mi sono recato da loro per portare mio figlio e poi da lì è nata la collaborazione, essendo io presidente del canale della Fincantieri è nata la collaborazione con la palestra. Questa manifestazione, come abbiamo sentito, porterà molti atleti a Sestri Levante, quindi anche un indotto per la città. Sì, certo, sarà un bel indotto perché 180 bambini iscritti fino adesso, poi c'è ancora la possibilità perché nel judo funziona che fino all'ultimo momento possono arrivare iscritti, perciò poi con tutte le famiglie a seguito e tutto sicuramente sarà un bel indotto per la città di Sestri Levante. Per l'aspetto educativo questo sport che cosa insegna principalmente? Secondo me insegna tantissimo perché è un'arte marziale, insegna il contatto, insegna tante cose che anche il comportamento, perché è un sport sì di contatto ma non violento, perciò il comportamento con gli altri e stare insieme.